Strada pedemontana veneta, domani apre il terzo tratto, quello da Breganze a Bassano, altri 15 km per arrivare ad una percorribilità complessiva di 35 km su 94, Zaia rivoluzione per i tempi ridotti di spostamento. Superate le 3.000 vittime del Covid dall'inizio pandemia in Veneto, il governatore, il Veneto ha i numeri per restare in zona gialla e rivela, abbiamo un piano di emergenza per prepararsi anche al peggio. Seconda e ultima parte del nostro viaggio nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso, da dove parte un messaggio forte e chiaro: negare vuol dire non avere senso civico, poi l'appello alla prudenza, aiutateci. A Casale sul Sile i 7 medici di base del paese hanno iniziato a eseguire i tamponi ai loro assistiti, fondamentale per i nostri assistiti, dicono, dal lunedì al venerdì si danno il turno. L'albero sul quale stava lavorando si spezza in due travolgendolo, tragico incidente sul lavoro a Isola Vicentina, muore 79enne. Assemblea nazionale di ANCI, l'intervento del presidente veneto Mario Conte, noi sindaci baluardo nella lotta al Covid, dice il primo cittadino di Treviso, chiediamo di partecipare alla distribuzione del Recovery Fund. Tra le 10 candidate a Capitale della Cultura 2022, Pieve di Soligo sogna in grande, la soddisfazione del sindaco, ora obiettivo il dossier da presentare a gennaio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 in primo piano. Dunque la pedemontana veneta domani apre il terzo tratto, quello da Breganze a Bassano. Si tratta di altri 15 chilometri, arrivando così ad una percorribilità complessiva di 35 chilometri sui 94 totali. L'annuncio lo ha dato questa mattina il presidente Zaia. Domani apriamo la pedemontana e il tratto che va da Breganze a Bassano del Grappa sono esattamente 15 km che in aggiunta agli altri aperti si va a 35, vuol dire che da domani abbiamo 35 km su 94 aperti. È la notizia che a Bassano si attendeva da anni. Il presidente Luca Zaia, nel dare l'annuncio dell'apertura del terzo tratto della superstrada pedemontana veneta, parla di giornata storica, senza però cerimonie ufficiali e tagli del nastro per evitare assembramenti. Stiamo parlando del dimezzamento dei tempi per fare gli stessi spostamenti su viabilità ordinaria, cioè cominciamo a vedere l'effetto. Breganze e Bassano prima erano 25 minuti, oggi sono 10 minuti, anzi da domani saranno 10 minuti. Bassano Malo erano 45 minuti, da domani saranno 17 minuti. Bassano Vicenza erano 55 minuti, da domani saranno 30 minuti. Il nuovo tratto da Breganze a Bassano si aggiunge agli altri 2 inaugurati a giugno dell'anno scorso, mentre per l'apertura completa della grande infrastruttura si dovrà attendere la primavera del 2021. Causa Covid, spiega Zaia, i cantieri hanno subito un rallentamento che farà slittare di qualche mese il completamento delle opere. 94 km e mezzo, 2 miliardi 258 milioni di euro, 36 comuni attraversati, 14 caselli. E è un'infrastruttura che va a servire una parte, il cuore produttivo del Veneto, che oggi è privo di queste infrastrutture. E cambierà il modo di circolare, di pensare, di lavorare. Da domani a mezzogiorno il nuovo tratto sarà dunque percorribile e con l'occasione sarà aperto anche il centro direzionale di Bassano, che ospita la sala operativa per il controllo di tutta la superstrada. Certo, una data storica che molti cittadini e molte imprese della pedemontana scriveranno sull'agenda a caratteri cubitali. Ma oggi il presidente Zaia ha fatto come di consueto il punto della situazione sul fronte coronavirus e trapela un cauto ottimismo per quanto riguarda la fascia gialla. Venerdì ci sarà la riunione della cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico e trapela poi anche un piano d'emergenza straordinario laddove necessario. Nel giorno in cui il presidente Zaia annuncia che il numero dei decessi ha superato i 3.000, si torna a parlare di un piano di emergenza straordinario, su cui però il governatore mantiene riservo. Il piano tiene, perché il piano che abbiamo fatto con l'ingegnere Fattori è un piano che tiene, perché noi siamo fino a 6.000 e poi abbiamo un'altra roba che non diciamo, giusto?
ma fino a 6.000 ci siamo, pronti anche al peggio e siamo organizzati anche per il peggio. Ma sentite, stiamo parlando, hai capito, se cade un meteorite, avete un piano per il meteorite? Sì, lo avemo, in Veneto c'è il piano. Cioè, siamo pronti a tutto. Intanto da venerdì la mappa Covid d'Italia potrebbe colorarsi d'arancione, ma per il momento Zaia si dice cautamente positivo. I nostri dati sono assolutamente buoni, dopodiché capite che siamo tutti appesi all'R con T. Ovvio che noi lo stiamo calcolando, però le formule che utilizziamo sono le nostre formule, adesso cercheremo di capire. Guardate, io spero veramente che si possa riconfermare la nostra area gialla, penso che non abbiamo demeriti per passare in una zona arancione. La conferenza stampa è stata l'occasione per rendere noti i numeri delle forniture di dispositivi individuali distribuiti dal 26 febbraio a oggi in strutture sanitarie, medici di base, pediatri di libera scelta, case di riposo, strutture sociosanitarie. Calzari 1.984.770, camici 5.651.038, cuffie 2.306.650, guanti 25.799.440, mascherine chirurgiche 31.623.351. Il governatore ha poi evidenziato come la presenza di 3 assessori regionali positivi al coronavirus non pregiudichi l'attività della giunta e aggiunge: Io vivo in una bolla, nel senso che i miei contatti stretti siete voi, punto, li ho finiti. Le mie frequentazioni sono voi, no, siete voi, il gruppo di lavoro sopra che saremo 5 o 6 e poi a casa mia moglie, punto. E per concludere, sui test fai da te, l'appello è a chi riceve proposte d'acquisto. Lo strumento che abbiamo presentato non è vendibile, non è utilizzabile perché non è, primo, validato, secondo, autorizzato. Per cui chiunque va a proporlo in giro, io non so se sia vera sta roba, propone una roba che non può fare, è illegale. Il presidente Zaia ha confermato che la struttura dell'ospedale del Qatar non verrà mandata in Valle d'Aosta, ma rimarrà in Veneto e verrà riutilizzata per fare dei punti drive-in. L'ospedale del Qatar lascia Schiavonia, il grande tendone donato dall'Emiro e mai utilizzato perché è rimasto vuoto e incompleto di attrezzature verrà smantellato e riutilizzato in altro modo. La conferma arriva in giornata anche dallo stesso governatore Luca Zaia durante il quotidiano Punto Stampa sull'emergenza Covid. L'ospedale da campo qatariota è composto da un nucleo centrale e da 2 piccole ali modulari. Queste verranno utilizzate per costruire tende davanti agli ospedali, mentre i 2 capannoni laterali serviranno per fare almeno 6 punti drive-in da posizionare in posti diversi della regione, ha detto Zaia. Attualmente l'ospedale, che si trova nel parcheggio dell'ospedale di Schiavonia, è inutilizzato e ricoperto dalle erbacce, come vi avevamo mostrato in un nostro servizio giusto una settimana fa. I condizionatori che dovevano servire per l'estate sono ancora imballati, ma le tende possono essere riscaldate, da cui l'idea di riutilizzare la struttura. L'ospedale da campo non spicca al volo, ha confermato Zaia, smentendo le notizie apparse in un quotidiano locale che volevano la struttura del Qatar in partenza per la Valle d'Aosta. Restiamo a Padova perché la Casa del Pellegrino è una delle strutture alberghiere che potrebbe diventare presto un Covid hotel. Abbiamo chiesto al direttore come si stanno preparando a questa nuova gestione dell'albergo. Abbiamo ricevuto la richiesta di adesione ad un bando emanato dall'ASL, alla quale noi abbiamo comunque condiviso quelli che erano il numero di camere che potevamo mettere a disposizione, i servizi alberghieri inclusi e la quotazione. Di fatto tutto si ferma lì, perché noi non abbiamo ricevuto alcuna conferma e né tantomeno è stato siglato alcun accordo.
Gabriele Iosefini ha appreso dalla stampa la notizia dell'inserimento dell'albergo che dirige nella lista dei Covid Hotel che la Regione Veneto si dice pronta ad attivare. La Casa del Pellegrino in pieno centro a Padova, proprio di fianco alla Basilica del Santo, è una delle 3 strutture scelte per la provincia di Padova. Ci sono anche l'Hotel Augustus di Montegrotto e il Point Hotel di Conselve. Conosciuto e frequentato soprattutto dai fedeli del Santo che arrivano qui da tutta Italia e anche dall'estero, Casa del Pellegrino dispone di oltre 300 camere di un servizio di ristorazione. Per noi è un passo comunque importante perché come struttura alberghiera è una struttura che nella sua totalità con quasi 300 posti letto ha un'operatività molto importante, quindi questo permetterebbe di aiutare l'azienda a superare questo momento e da un lato, dall'altro lato garantire anche alle famiglie dei miei collaboratori una sostenibilità economica che in questo momento non è sempre scontata. Il 2020 è stato un anno difficile, anche a giugno, mese antoniano, non si sono registrate molte presenze e questa opportunità per la Casa del Pellegrino si sposa anche con la vocazione della struttura nata 70 anni fa. Casa del Pellegrino nasce come struttura alberghiera per fornire un'opportunità di soggiorno. Nel tempo Casa del Pellegrino è stata orfanotrofio, è stata studentato e ci sta che si apra alle necessità del territorio. Ora il direttore attende di essere contattato dall'USL Euganea e dalla Regione per recepire i protocolli di sicurezza sanitaria da attivare. Un piano per la gestione degli eventuali ospiti positivi al Covid però c'è già. Abbiamo la fortuna di essere comunque una struttura molto grande, quindi abbiamo 2 plessi distinti. L'idea, cioè il nostro progetto è quello di dedicare un plesso in toto all'ospitalità di questi ospiti particolari, mentre dedicare il secondo plesso e tutta l'area ristorativa, quindi aperta al pubblico, per quanto riguarda invece i turisti regolari, ecco. E adesso la seconda parte del nostro viaggio nella terapia intensiva del Cafoncello di Treviso, dove dagli operatori parte un messaggio forte e chiaro. Io non posso pensare che il popolo italiano, con tutte le informazioni che ha, non riesca a comprendere che queste cose esistono. In terapia intensiva non ci sono il giorno e la notte, il clima è sospeso, ogni vita cristallizzata e trattata con cura. Li hanno chiamati eroi nella prima fase della pandemia, oggi qualcuno li tratta con sufficienza, talvolta fastidio, come se lottare contro il virus fosse uno scherzo. Qui però, dove in gioco c'è la vita, c'è poco tempo per guardare i dibattiti da salotto, anche se non manca un pizzico di amarezza. Non credo che i negazionisti abbiano senso civico, assolutamente. La struttura è sotto stress, i riposi spesso saltano, ma qui nessuno si lamenta. Sicuramente è faticoso, però si fa, insomma, fa parte del nostro lavoro e pertanto ci mettiamo in gioco, insomma, ovviamente in questo periodo è richiesto uno sforzo maggiore, ma si fa, insomma. Alla fine del nostro viaggio la procedura della svestizione, i calzari, i guanti, la visiera, il camice, tutti negli appositi contenitori, un rito alla rovescia altrettanto importante perché a casa c'è sempre qualcuno che aspetta, come racconta questo neopapà. Ettore, sì, è una gioia, insomma, torna a casa felice per vedere lui, ecco, sì, di sicuro. Felice ma magari un po' preoccupato per questo. Sì, di sicuro preoccupato, anche prima in gravidanza, forse ancora di più adesso, per carità, però di sicuro non bisogna mai abbassare la guardia e penso soprattutto a qualsiasi manovra che faccio ovviamente a casa. Questi segni sulla fronte della visiera dopo poco più di mezz'ora. È lo stesso primario Farni a consigliare di filmare la reazione della pelle che racconta di una costrizione necessaria. Ma qui i turni non durano certo mezz'ora. Minimo la mattina e il pomeriggio 7 ore, sono 7 ore. Riusciamo a fare qualche pausa di 10 minuti, ma non di più. E la notte? La notte sono 10 ore. In queste 10 ore dovete anche pronare i pazienti, quindi anche fatica. Chiaramente ci troviamo in condizioni anche abbastanza pesanti. E se una morale c'è in tutto questo, la sintetizza in poche parole Farnia, che così si rivolge ai trevigiani. State tranquilli, ovviamente abbiate la preoccupazione e aiutateci a non infettarvi e quindi a ridurre il lavoro
per tutti noi, ma tutto quello di cui ci sarà bisogno noi cercheremo di darlo a tutti quanti. Il TAR del Veneto ha respinto la richiesta di sospendere l'efficacia della delibera della Giunta regionale del luglio scorso che fissava le misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerate indispensabili a mettere in atto quanto era stato previsto dal decreto rilancio approvato dal governo a maggio. A chiedere l'annullamento della delibera era stata la segreteria regionale del Sindacato Medici Italiani, convinta che il provvedimento sia illegittimo perché va a mescolare le competenze dei medici di famiglia con quelle delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, piccoli gruppi che hanno il compito di valutare su segnalazione del medico di famiglia o del pediatra i pazienti positivi al Covid che non sono ricoverati, un servizio di assistenza a domicilio fondamentale per ridurre la pressione sugli ospedali. È aperto il punto tamponi dei medici di base a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Tra ieri e oggi 60 i test eseguiti, dando appuntamento agli assistiti a distanza di 3 minuti uno dall'altro. Niente code ed esito comunicato entro mezz'ora. Stadio di rugby, alla cassa non ci si ferma per pagare il biglietto ma per sottoporsi al tampone. I medici di famiglia che già lavorano in gruppo si sono resi disponibili a eseguire i test antigenici e su spunto di uno di loro, che è anche presidente del Casale Rugby, è stata scelta questa location allestita dal comune e sorvegliata dalla protezione civile. Siamo un gruppo di 7 medici di medicina generale che lavorano in gruppo, supportati da 2 infermieri. L'iniziativa è partita ed è stata anche accolta con gran favore da parte della popolazione. Sia ieri che oggi abbiamo praticamente registrato il pienone. Voi vi date il turno qui come medici? Sì, ogni giorno ognuno di noi presenza per 2 ore con la collaborazione dell'infermiere. Si vedono facce comunque conosciute, vedono magari il proprio medico, in questo caso anche l'infermiere che magari hanno conosciuto ambulatorialmente e di conseguenza si sentono più rassicurati. Niente coda, esito comunicato sia in caso di positività che di negatività entro mezz'ora. Punti tampone gestiti dai medici che contribuiscono ad alleggerire i principali drive-in della provincia. Solo qui, tra ieri e oggi, sono stati effettuati 60 tamponi, 3 in tutto i positivi. L'unico grande problema è che praticamente nel giro di un paio di giorni finiremo la fornitura data dalla ASL, dall'azienda. Per cui il nostro proposito, il nostro invito sarebbe quello, vista la riuscita positiva dell'esperienza, di poter reiterare e continuare su questa strada. Quanta importanza ha che anche i medici si attivino? Ma è fondamentale perché loro conoscono il territorio, hanno un contatto diretto con i loro pazienti e quindi scaglionano con i tempi giusti nell'arco di queste 2 ore, dalle 11 alle 13, coloro che hanno bisogno di fare i tamponi. Nella seconda giornata dell'Assemblea dell'ANCI nazionale l'intervento del sindaco di Treviso Mario Conte, che ha rappresentato il territorio veneto e testimoniato come qui si sia affrontata la battaglia contro il coronavirus. Collegati via web dai propri municipi per condividere le difficoltà affrontate in questi mesi di pandemia. Nella seconda giornata della 37esima Assemblea ANCI, la gestione sui territori dell'emergenza Covid è stata al centro del panel Sindaci Riserva della Repubblica, che ha visto l'intervento tra gli altri del primo cittadino di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte. È stato bello vedere Treviso seduta al tavolo insieme a Roma, a Bari, a Genova e insomma città assolutamente importanti. Sono stato orgoglioso di aver rappresentato la mia comunità e soprattutto mi fa piacere vedere che Treviso è presa come modello amministrativo anche dagli altri sindaci. L'incontro, ha spiegato Conte, è stata l'occasione per condividere gioie e dolori di questi mesi. I sindaci sono stati baluardi a sostegno delle proprie comunità. È stato un periodo complesso dal punto di vista amministrativo ma anche emotivo, ha continuato Conte. I sindaci sono stati degli equilibristi tra la paura del contagio, le difficoltà di commercianti e partite IVA, la necessità di mantenere in equilibrio i bilanci comunali. Sindaci che hanno, come ho ribadito io, asciugato le lacrime delle partite IVA, dei commercianti, degli imprenditori, sindaci che hanno dovuto tenere in equilibrio i bilanci comunali e i servizi erogati ai cittadini. Nasce la rivoluzione del buon governo sulla base dei colori del nostro paese, le parole del sindaco che elenca quelle che sono le richieste dei primi cittadini al governo. La richiesta di fondi e soprattutto quella di avere meno burocrazia e la possibilità di agire in modo tempestivo, perché i problemi dei cittadini che ci vengono esternati oggi necessitano
necessitano di una soluzione domani, non fra un anno, fra 2 anni. E poi la possibilità di sederci attorno a un tavolo insieme al governo nella distribuzione del Recovery Fund. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli avvocati di Freddy Sorgato, della sorella Deborah e della tabaccaia Manuela Cacco, ritenuti responsabili dell'assassinio di Isabella Noventa. Le sentenze di condanna inferte ai 3 in secondo grado diventano definitive: 30 anni ai 2 fratelli Sorgato e 16 anni alla Cacco. La decisione è arrivata nel pomeriggio di oggi, le motivazioni saranno accessibili tra qualche settimana. Incidente mortale sul lavoro a Isola Vicentina, 79enne muore colpito dall'albero che stava tagliando. Tragedia nel pomeriggio a Isola Vicentina, in via San Marco. Un 79enne all'interno del suo appezzamento di terreno poco lontano alla nuova Pedemontana Veneta stava tagliando un albero di robinia quando questo si è spezzato in 2. Una parte dell'albero, cadendo, ha colpito violentemente l'anziano alla testa, lasciandolo a terra privo di vita. Sul posto sono giunti per i soccorsi i vigili del fuoco e il SUEM, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. E tragedia della strada, restiamo nel Vicentino a Sossano, cicloamatore 70enne padovano sbanda e un'auto lo investe uccidendolo. Incidente mortale in mattinata a Sossano, in via Monticelli, lungo la strada provinciale 8 Berica Euganea. A perdere la vita, travolto da un'auto, un ciclista 70enne di Padova, Rinaldo Luciano. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Barbarano Mossano intervenuti sul posto, l'uomo era con un gruppo di cicloamatori quando il manubrio della sua bicicletta avrebbe urtato quello di un compagno, facendolo invadere la corsia opposta di marcia, dove in quel momento stava sopraggiungendo una Opel Corsa. Impossibile per il conducente dell'auto evitare il ciclista, che è stato investito in pieno. Le condizioni del 70enne sono subito apparse disperate. Sul posto, oltre all'ambulanza del SUEM, è giunto anche l'elisoccorso da Padova, ma per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare. Voltiamo pagina, abbiamo appreso la notizia con una gioia inaspettata. Così il sindaco di Pieve di Soligo, quando ha saputo che la città è tra le 10 finaliste a Capitale della Cultura 2022. Abbiamo appreso ieri con una gioia, devo dire, inaspettata questa notizia. Pieve di Soligo è nella short list delle 10 città selezionate per andare a Roma il 14 e 15 gennaio a presentare il dossier di candidatura. Selezionata fra le 10 finaliste a Capitale della Cultura 2022, Pieve di Soligo ora sogna di raggiungere questo importante traguardo. Una cittadina piccola, uno dei borghi italiani più belli e città natale del poeta Zanzotto. Emozionato il sindaco che parla del progetto che ha coinvolto il territorio intero, una candidatura che non può competere da un punto di vista della storia e dei monumenti, dice, ma vuole dare la visione di un nuovo futuro. Dalla visione di un futuro che parte dalle parole di Andrea Zanzotto, dalle parole di Francesco Fabbri, dalle parole di Giuseppe Toniolo, di tantissimi altri personaggi che hanno reso con il loro pensiero unico questo territorio, al di là della bellezza del suo paesaggio, delle sue colline. Ora le finaliste dovranno presentare a voce un dossier a Roma, scegliendo diversi testimonial per ogni progetto. Pieve di Soligo, dice il sindaco, soddisfatto, è un territorio che è stato davvero fortunato. Un luogo particolarmente fortunato, quantomeno nell'ultimo secolo, perché i personaggi che lo hanno abitato hanno inciso profondamente nella storia della cultura e anche della politica. Andrea Zanzotto e Totti Dal Monte nella musica e nella letteratura, Francesco Fabbri e Giuseppe Toniolo nella dottrina sociale e nella politica di questa nazione. Pieve di Soligo ora spera davvero di coronare questo sogno. Per noi, dice il sindaco, questa è già una grande vittoria. Il Veneto al momento è ancora in fascia gialla, ma per le attività economiche è come se fosse in lockdown e il Natale sembra sempre più un miraggio. Questo 0, 0, 0. Una lunga sfilza di scontrini con incasso zero, quelli che ci mostra una commerciante delle piazze di Vicenza. Un mese, questo di novembre, da dimenticare. Tutti i mesi mi sembra che abbiamo fatto
600-700, però io l'affitto pago 1.500 senza luci, senza scaldamento, senza niente. Bollette d'affitti continuano a correre mentre gli affari, anche se non si è in lockdown, languono. Le voci dicono non andare in centro, domenica andate fuori, no, perché i negozi siano aperti, ma tanti sono aperti, soprattutto quelli delle catene, ma anche domenica in centro a Vicenza non c'era nessuno. Alle 6 con molto dolore chiudono tutto, per cui possiamo chiudere anche noi alle 6 e qua c'è la morte civile veramente. Gli occhi sono puntati sul Natale, addobbi e luminarie fanno già bella mostra e le associazioni di categoria invitano i vicentini a sostenere il commercio locale, ma non per tutti le aspettative sono positive. Natale? Beh, io neanche ci penso, Natale non è più, sarà un Natale, sarà quello che sarà, perché questo dobbiamo dirlo, non ci sono previsioni, non c'è niente di ottimo né di buono. Manca lo struscio e la voglia di acquistare, ma non manca chi continua a sperare e chi fa suo l'invito delle categorie economiche. Speriamo che tornano gente a comprare come anni che prima. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Pressione in lieve diminuzione, tempo ancora generalmente buono ma con qualche eccezione. Il dettaglio di giovedì 19 novembre. Sul Veneto nella prima parte della giornata avremo la consolata formazione di foschie o nebbie in pianura, localmente anche fitte, ma in dissolvimento con il passare delle ore quando diventerà decisamente più soleggiato. Entro seranotte arriverà anche qualche pioggia a carattere sparso. Quota neve in calo fino a 1400-1500 metri sulle prealpi, 1100-1200 metri sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature, minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche qui la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto. Nel pomeriggio aumenterà però la nuvolosità e deboli precipitazioni saranno possibili in serata. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.